Abbiamo accertato che nel comune diversi impiegati timbravano per i colleghi che erano assenti, qualcuno arrivava in ritardo, qualcuno era del tutto assente, cioè non si recava proprio quel giorno nell'ufficio. Nei confronti dei tre sono stati emessi dei provvedimenti di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, nei confronti di altri sono stati emessi provvedimenti di obbligo di firma, con l'accortezza che la firma deve essere apposta prima e dopo l'orario di lavoro, quindi vi è questa indicazione che ha un significato ben preciso. L'indagine ha preso l'avvio da lamentele che provenivano da cittadini che si recavano negli uffici comunali e non trovavano l'impiegato che invece doveva esserci. In un tempo quale l'attuale di crisi economica, di tante famiglie che si trovano in difficoltà, con disoccupati in casa, ecco, questo comportamento di impiegati comunali che forte del loro stipendio fisso, del loro posto fisso, hanno agito come hanno agito è veramente un dato intollerabile, inammissibile e dunque giustamente i cittadini si lamentavano di quello che hanno avuto modo di constatare.